Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FINP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Buonasera amici sportivi di A Tutto Campo, benvenuti alla 12ª puntata della nostra trasmissione. È stato un weekend molto importante per le squadre agrigentine, ma è stato importante anche perché oggi si è giocata la partita del Cuore Biancazzurro. È stato veramente bellissimo rivedere i campioni dell'Acragas e anche i personaggi dello spettacolo che hanno sfidato appunto i nostri Acragas Legend. Ne parleremo nel corso della puntata, ma prima della copertina vi presento gli ospiti. Abbiamo il piacere di avere Ezio Forziati, ex vice allenatore dell'Acragas nell'era alle Grottaglie, ex allenatore del Catanzaro. Ne parleremo nel corso della serata. Benvenuto Ezio. Grazie a voi per l'invito sublime, è un piacere condividere con voi dei momenti di gioia come quelli che abbiamo vissuto oggi nella giornata dove tutti siamo scesi in campo per onorare i colori bianco-azzurri. È stato un piacere poi anche ricevere il vostro invito e questo veramente mi lusinga perché è sempre bello poi ritrovare degli amici. Ne parleremo nel corso della puntata. Mister Alessandro Di Caro, allenatore della Libertas Racalmuto, anche lui coinvolto nell'operazione partita del Cuore Biancazzurro. Parleremo anche di questo con Alessandro. E l'organizzatore principale dell'evento, Gerlando D'Aleo. Benvenuto Gerlando. Sono tantissimi, grazie Salvo. Sono tantissimi servizi che vedremo. In onore proprio della partita del Cuore Biancazzurro, vediamo la copertina un po' Amarcord, forse farà venire lacrime a molti, ma dopo la commentiamo al ritorno. Vediamo. La palla Madonia, parte Madonia, tiro, rete per l'Acragas. Giuseppe Madonia ha portato in vantaggio i biancazzurri su calcio di rigore. Nelle file dell'Acragas gioca, arrivato in prestito a gennaio proprio dal Catania, Andrea Di Grazia, una giovane promessa del calcio etneo. Andrea, catanese di nascita, è molto emozionato. Mai avrebbe immaginato di giocare contro la squadra della sua città, ma il bello, per lui e per l'Acragas, doveva ancora venire. Corre il minuto 44 del primo tempo, con i bianco-azzurri in 10 per l'espulsione di Bulgerov, e quello che sta per accadere rimarrà indelebilmente impresso nella mente di tutti i tifosi agrigentini. Agazzi, scontro tra i due, finisce a terra Di Piazza, la meglio Agazzi, ma è Di Grazia che ha superato i difensori del Catania, supera anche Pelagatti, va Di Grazia, e tiro, e la rete per l'Acragas, è il 2-0 quando il Catania stava pressando alla ricerca del pareggio e invece è arrivato il raddoppio dell'Acragas in 10 contro 11. Ve l'avevamo detto, Di Grazia è un autentico trascinatore per questa squadra, è riuscito, manco fosse veramente
Dopo il gol, Andrea alza gli occhi al cielo. La dedica va a suo padre scomparso qualche anno prima in un incidente stradale dopo averlo lasciato al campo sportivo per gli allenamenti. Una grande prestazione, mi ricordo di Grazia che poi ha fatto anche lui un gran gol. Mazza a giro, traversa, tocca anche Bono, l'arbitro ha dato gol, il pallone ha varcato teste di Capuano, è stato il guardaline. Dopo il derby, l'Akragas continua la marcia verso la salvezza, pareggiando meritatamente a Lecce e perdendo solo nei minuti finali a Foggia. Salandria profondo, Angelo svirgola, il pallone resta in area piccola, libera la difesa del Foggia e poi in posizione regolare di Piazza, calcio di rigore, col destro il pareggio amicale è spiazzato e il risultato cambia al 29esimo. La barriera ancora, Vacca pensa al tiro e poi apre intelligentemente per Riverola che è in area di rigore, tiro cross e grandissimo gol, Foggia che passa in vantaggio. Tra gli sportivi bianco-azzurri torna l'ottimismo e il buon umore, che contagia anche le trasmissioni televisive che danno ampio spazio alle vicende acragantine. I colori sono ben diversi. Succede. Succede, capita. Allora Carlo, tu da dove trasmetti? Da fuori Roma sicuro? No, io sono la Garbatella. A Buciardo. Ma tu abitavi fuori Roma prima? Fino a poco tempo fa. Chi? È vero? Io sì. Ma io sono nato a Roma, al centro, dove sta il cuore giallo-rosso che pompa. No quello bianco-azzurro dalla Lazio, non dell'Akragas. Dai, tranquillo. Sento poco, Fabrizio. La senti questa voce? Scherzo, Carlo, sei simpaticissimo. No, tranquillo. Io lo saluto così a Fabrizio. Questo Assozzone! Rientriamo in studio con le stupende immagini del film dell'Akragas con Fabrizio Bracconeri e il nostro Carlo Soleri, che saluto perché so che ci sta guardando da Roma. Ezio, è stata un'annata indimenticabile per l'Akragas. Quali ricordi hai del primo anno di professionismo? Io ho sempre dei bei ricordi perché a me piace sempre focalizzare le cose positive di quello che vivo a 360 gradi e ritengo che chiunque veda queste immagini quest'oggi, insomma, un pizzico di emozione gli viene, perché soprattutto chi ama questi colori ritiene, insomma, una grande opportunità calcare palcoscenici importanti come il calcio professionistico e soprattutto essere presenti in stadi importanti dove il tutto è stato testimoniato dalle immagini. Ed emozionato sarà anche Gerlando, perché era tua la voce del gol di Di Grazia, indimenticabile al Catania. È rimasto e credo che rimarrà per sempre tra quei 2 o 3 episodi nei quali, nonostante nel corso delle mie telecronache mantenessi un certo aplomb, tanto da non sembrare nemmeno agrigentino, perché se non ricordo male Gerlando fosti richiamato dal detto stampa del Catania. No, assolutamente. Che ti richiamò perché la tua telecronaca era un po' troppo parziale secondo loro, può essere, o ricordo male? No, assolutamente. No. Ecco, forse la mia parzialità mi ha creato più critiche ad Agrigento che non con i tifosi ospiti, perché questo al massimo è un complimento che mi ha fatto il direttore di Sporttube, ero tra quelli evidentemente più parziali. Però qui ad esempio non mi sono potuto trattenere perché l'Akragas era in vantaggio di un gol con un uomo in meno e Di Grazia aveva fatto qualcosa di straordinario. Tra l'altro era il periodo in cui lo si accostava a Dybala, infatti mi uscì molto semplicemente accostarlo a Dybala e chiamarlo il Dybala siculo per le sue movenze, la sua cadenza, anche la sua miglianza. E quel gol era impossibile non raccontarlo in quel modo, anzi avrei voluto mettere ancora più enfasi perché ero molto più coinvolto di quello che magari ho dato a vedere. Emozioni sensazionali come il gol di Sicurella 2-2 col Fondi, che non dimenticherò mai anche per le stesse motivazioni, piuttosto che il gol di Pezzella
che 2 anni fa è stato anche votato come il miglior gol della stagione, di tutta la Serie C. Lo vedremo il 31 gennaio prossimo in esclusiva su Televisione Agrigento, il film dell'Acragas, le prime 2 stagioni, da mister Le Grottaglie a mister di Napoli, dunque non perdetelo, perché sarà un appuntamento da non perdere assolutamente, perché lo trasmetteremo solo il lunedì, appunto 31 gennaio alle 21. Allora io partirei subito perché stamattina, partita del Cuore Biancazzurro, c'è stato un incontro alla mensa della solidarietà con alcuni artisti del All Star Sicily, degli Acragas Legend, della squadra di pallavolo della SEA Aragona. Vediamo la Fortitudo Moncada. È la Fortitudo Moncada, scusami, vediamo il servizio e poi ritorniamo in studio. Ieri abbiamo partecipato alla Santa Messa ed era la terza domenica di Avvento, era proprio la domenica gaudete, la domenica della gioia, e la gioia per accostarci alla venuta di nostro Signore per Natale. E cosa dobbiamo fare per essere felici e gioiosi? Aiutare gli altri, condividere bene con gli altri, partecipare con grande entusiasmo a questa venuta del Signore, e abbiamo deciso di venire qua oggi con una delegazione della squadra e a condividere questo momento con le famiglie più bisognose. Guardi, diciamo che per noi è un piacere, ma soprattutto un onore poter fare, insomma, un piccolo gesto per chi in realtà fa tanto per aiutare i bisognosi. L'augurio è quello di fare in modo che questi gesti, insomma, non siano soltanto in periodo natalizio, perché è vero, a Natale, insomma, si è tutti più buoni, però insomma, c'è gente che ha bisogno tutto l'anno e bisogna ripetere queste iniziative sempre più spesso. Avere sempre, oltre l'ambito sportivo, avere anche un'occhiata di riguardo verso l'umanità che ci circonda, e quindi sono gesti carini e solidali fatti da parte di Nino, che sono importantissimi appunto per i più bisognosi. Dico che è bello vedere, diciamo, come nel periodo di Natale, con Cristo che si incarna, che rompe nella storia dell'uomo e si fa solidale con l'uomo, anche gli uomini e così fanno solidale con lui e lo riconoscono nella persona del più povero e del più bisognoso. Qui alla mensa della solidarietà l'unica parola d'ordine è solidarietà, è carità, quindi noi tutto quello che facciamo lo facciamo perché ci sentiamo investiti della stessa missione di Cristo, che è quella di salvare l'umanità e di rispondere alle attese degli uomini. Vai. 2 campioni nello sport, 2 campioni nella vita, Giusy Parolin e Davide Baiocco alla partita del Cuore Biancazzurro. Siamo alla mensa della solidarietà, credo che siano uno dei motivi più importanti che vi ha spinto a partecipare a questa manifestazione. Giusy. Allora, io sono onorata di essere oggi qui perché secondo me la solidarietà è una delle più belle medaglie che qualunque sportivo se ne può far vanto. Io grazie oggi a questa occasione di amore ho l'opportunità di fare qualcosa veramente di utile. Io ringrazio chi mi ha invitato. Sì, mi associo naturalmente a quello che ha detto Giusy. Per noi che siamo magari degli sportivi più conosciuti, essere da tramite per richiamare le persone e avvicinarla a qualcosa di importante tramite magari il calcio, lo sport, a qualcosa che è benefico, e poi riversare, magari dare, contribuire facendo del bene è una cosa bellissima. Sa Gerlando, lo ringrazio di avermi invitato, quanto ci tengo a queste cose qui, alla beneficenza, essere vicino magari a chi è più bisognoso e a dare, comunque a contribuire con la nostra presenza a qualcosa di importante. Sì, dare è una ricchezza, contribuire, far stare bene è qualcosa che non soltanto gratifica, ma ti fa stare veramente bene, è la cosa più bella. Complimenti a chi fa un duro lavoro qui alla mensa tutti i giorni con le persone meno bisognose, quindi a loro va il vero applauso. Per noi essere qui è solo un contorno per dargli il nostro sostegno, il nostro appoggio. Intanto siamo noi a ringraziare voi per questo bellissimo invito e questa bellissima giornata di festa per la città di Agrigento. La sensazione è molto positiva, a parte il clima, che il cielo mi sembra un po' nuvoloso, però la giornata mi sembra sicuramente, le previsioni sono ottimali per il pomeriggio. Grazie a Davide Baiocco che ci ha messo in contatto, abbiamo subito accolto il vostro invito per poter comunque favorire questa realtà agrigentina che ha vissuto questo dramma sportivo tra virgolette, e quindi siamo solidari nei vostri confronti e oggi in campo sarà una bella festa per tutti. Sì, non è la prima volta che veniamo qui, siamo felici di essere tornati, una volta abbiamo fatto pure i cuochi. Per la felicità delle persone, insomma, mica tanto, però ci abbiamo provato, abbiamo dato una mano,
Niente, siamo sempre pronti, come dico sempre, a qualsiasi cosa che riguarda il sociale. Oggi purtroppo non ci fanno giocare perché ritengono che... No, scusa, mister Ciani mi ha detto non li fare giocare. Insomma, siamo più di 11, potevamo fare una squadra e sono troppo allenati, ragazzi. No, è molto importante per noi sostenere queste cause e siamo felici di venire allo Stadio Seneto. Perché io desidero veramente, diciamo, che l'Agragas ritorni di nuovo ad essere quella di prima e che la città di Agrigento abbia la sua squadra e che possa veramente dall'Araba Fenice risorgere, diciamo, trionfante, e con una squadra che era riuscita quasi, diciamo, ad arrivare in Serie C, mi pare, no? Quindi penso che, come tutte le cose, che se ci mettiamo impegno, se gli organi costituiti riescono veramente a promuovere e a scommettere sulla validità, diciamo, dell'iniziativa, tutto potrà ritornare come prima e noi tiferemo per l'Agragas. Dunque, Sor Maria Grazia, eccezionale alla mensa della solidarietà, la comunità Porte Aperte. Questo è stato, diciamo, i servizi sono in ordine cronologico, per cui vedremo dalla mattina, quando siamo andati alla mensa della solidarietà con tutti i giocatori e i protagonisti, per poi il pomeriggio con la partita e il pre-partita molto divertente che vedremo prossimamente nei servizi. Io lascerei per un attimo la partita del Cuore Biancazzurro, perché abbiamo tanti servizi sull'evento, per parlare di Serie B. Serie B perché si sono giocati anche i campionati, ovviamente, sabato e domenica nel weekend. E vediamo subito i risultati con Foggia Cremonese 3-1, Ascoli Cittadella 1-1, Palermo Livorno 1-1, Perugia Spezia 1-1, Carpi Salernitana 3-2, Crotone Venezia 1-1, Cosenza Benevento 0-0, Brescia Lecce 2-1. Si sta giocando Verona Pescara, vedremo di darvi anche il risultato nel corso della serata. Palermo 30 punti in vetta solitaria, Brescia 27, Lecce Pescara 26, Cittadella 25, il trittico di Verona, Benevento e Perugia a 22, poi via le altre, chiude il Livorno a 10 punti. Ezio, ne approfitto della tua presenza per chiederti cosa è successo a Palermo, testa coda, un pronostico che era tutto a favore dei rosaneri, invece sono stati fermati in casa. Quello che è successo è semplicemente la difficoltà di una gara come quella che può essere una partita della Serie B. Oggi giocare anche con l'ultima classifica che si chiama Livorno e che veniva anche da un risultato importante contro il Foggia in casa e quindi rimpinguando la propria classifica e rivigorendo come dire, il proprio aspetto emotivo, ritengo che ci sta un pareggio anche da parte del Palermo. Tra l'altro è anche fisiologico che in un campionato non si possa vincere tutte le partite per essere la leadership del girone. Alessandro, tu hai seguito le vicende del Palermo ultimamente, a parte closing a parte, ci sono molti dubbi su questo closing, però quello che per ora conta è che il Palermo in testa, closing o non closing, sta volando verso la Serie A. Intanto bisogna pensare al campo e non a quello che succede fuori dal campo. I tecnici preparano le partite, i giocatori devono ascoltare il lavoro che si fa durante la settimana e poi la domenica si va in campo. Come dice Ezio, ci sta di pareggiare una partita anche con il Livorno, anche se non è nulla di scontato. Il Palermo poteva chiudere la partita, invece l'ha pareggiata dopo circa 12 minuti, se non sbaglio, dopo aver fatto gol. Sì. Quando tu giochi contro una squadra che deve risalire la classifica non è mai facile, quindi ci sta anche il pareggio. Tra l'altro, questo è il live di Verona Pescara, ecco, vediamo il Verona in vantaggio per 1-0, non riesco a leggere il nome del marcatore, comunque è una notizia importante per il Palermo, perché se il Pescara perde il Palermo spicca ancora. Anche questa per esempio sono due squadre buone, il Verona che vince col Pescara. Non è che tutti davano al vincente il Verona, attenzione, anche se ancora la partita è in corso. Anche se il Verona comunque è stato allestito quest'anno, sin dal principio della stagione, per gli obiettivi importanti che sono quelli del salto di categoria. Quindi, anzi, il Pescara inizialmente ha mostrato un buon calcio e stando lì in testa ha dimostrato di fare qualcosa probabilmente di più di quello che ci si aspettava. Quindi bene anche il Pescara, però tutto sommato ci può anche essere la vittoria del Verona. Approfitto di Ezio proprio per chiederti anche della sconfitta del Lecce ieri a Brescia. Lecce in vantaggio, è stato praticamente prima raggiunto e poi rimontato dal Brescia, che è volato secondo in classifica. Lecce, da quando c'è stato il cambio in panchina con il nuovo allenatore, ha dimostrato di fare bene.
ci può stare anche una sconfitta a Brescia, però c'è anche da encomiare il lavoro del Lecce. Non dimentichiamo che il Lecce viene dalla Serie C e quindi, come tutti possono immaginare, si può pensare che possa essere una matricola del campionato, invece sta dimostrando che se la può giocare con tutti alla pari. Terzo servizio, interviste del pre-partita, del partita appunto del Cuore Biancazzurro. C'è la prima parte, poi torniamo in studio per i commenti. Sì, è stato emozionante rientrare allo stadio e sono venuti in mente un po' di ricordi bellissimi e poi incontrare persone che comunque vuoi bene fa piacere. Sei stato accolto che hai già incontrato qualcuno ad Agrigento? Sì, sono venuto ieri sera, ho passato una serata con degli amici, con Catania e poi di incontrare tutti i ragazzi qua che sono stati con noi, con me per 2 anni, è stato veramente emozionante. Giocherai con papà al centro della difesa allora? A meno che mister Rigoli non decida. Queste sono scelte dell'allenatore, per cui mi attengo a quello che dice l'allenatore. Della partita di oggi invece, insieme a tuo fratello al centro della difesa, o avete ruoli diversi? Lui All Star. No, io sono lui All Star Sicilia. No, non gioco là. E tu che ruolo sei? Difensore. Vabbè, non vedete forse nei calci d'angolo. No, ci vado oggi. Mi devo vendicare di 2 anni fa che abbiamo fatto una partita contro in campionato e mi ha vinto. No, quando ero in eccellenza. Sì. C'era Palazzolo San Pio, sì. Sente i gomiti allora, mi raccomando, in fase è una bella iniziativa per noi che amiamo l'Agragas, per cui che il pubblico venga e che ci venga a sostenere per una causa bellissima. Per me è sempre un piacere ritornare qui dopo i trascorsi di questa vittoria bella, entusiasmante e soprattutto storica, no? Perché riportare l'Agragas nei posti che merita, cioè tra i professionisti, è stato veramente una cosa importante e bella da vivere e rivivere sempre poi in occasione di queste manifestazioni. Che hai rivisto con piacere oggi? Ma naturalmente non ti nascondo da Enzo Ciulla, storico magazziniere, Ciccio e poi un po' tutti anche gli ex di quella squadra che magari con molti ho anche condiviso delle esperienze poi dopo, però fa sempre piacere rivedere Davide, Baiocco, ma tutti voi presenti, è sempre un piacere ritornare un po' tra queste mura che è come casa nostra. Sono sempre vivi, difficilmente poi magari si possono dimenticare. Fino a 2 anni fa era un palcoscenico molto importante, vedere oggi tanta gente che ricorda questo glorioso nome un po' fa specie, un po' di brividi vengono pensando che bisogna risalire la china. Oggi in campo? Non penso che... Ci darai pregio delle tue qualità? No, ma troppo scarsi. Per i tuoi livelli. Preferisco guardarli. Bene, torniamo in studio. Ezio, tu in campo sei stato fantastico. Addirittura. Dai, hai ricevuto anche complimenti dalle sì, è vero. Grazie, mi hai ricordato la posizione giusta in campo. Grazie al mister, il mister è stato importante. Beh, io credo che si sia incarnato il giusto spirito di quello che era lo scopo e l'obiettivo di questa giornata, che veramente desidero fare tutti i complimenti possibili ed immaginabili a chi l'ha organizzato, perché è stata veramente una festa meravigliosa. E quindi anche in campo c'era il giusto spirito, il giusto rispetto e la giusta goliardia anche per poter voler portare il risultato a casa. Ci siamo divertiti, siamo stati bene e quindi io credo che questa giornata porterà il rammarico dentro di chi era assente, perché si dirà probabilmente ahimè perché non ci sono stato, volevo parteciparci anch'io. Mister Di Caro, invece, chi è stato il più indisciplinato? Tra la sua... Ma è più disciplinato. No, io forse Ciccio Nobile. Allora. Ciccio Nobile, il pitollo, è l'emblema dell'Agragas. Ciao Ciccio. Ciao Francesco. No, a me è piaciuta moltissimo invece la suor Patrizia. La suor Patrizia giocava? Sì. Ha giocato e ha pure segnato, ha fatto il gol del 4-2. Era un'ex giocatrice. Ricevendo
tra l'altro ricevendo gli standing ovation applausi da di parte tutti. di tutto lo stadio e di tutti anche gli addetti ai lavori e non solo, ma anche di tutti degli i calciatori avversari. Com'è stato il gol? Perché noi siamo andati via a fine primo tempo, c'è un calcio da fermo, un'azione... No, un'azione giocata, un'azione manovrata da Catalano, suppongo. No, Catalano era già fuori. Ah, era già fuori. A centrocampo Miccichè assieme a Ezio hanno fatto uno scambio, hanno dato palla in verticale. Dunque assist di Forziati a Sor Patrizia. Hanno fatto l'assist a Sor Patrizia, il portiere si è un po' fermato. Il portiere è bravo, aveva fatto diverse parate, quindi è stato anche un gran gol. Un grandissimo gol. Si è calata nella parte. Sorprendente anche Pantanelli, perché ha giocato in attacco, l'ex portiere del Catania. Sì. Ma lui è tra anche segnato. Con le movenze da centravanti, perché c'ha il fisico da centravanti. No, ma è stato, guarda, eccezionale sotto tutti i punti di vista, perché come dice giustamente Ezio, l'hanno interpretata per come queste partite devono essere intese. Io in premessa sono arrivati fior di giocatori, togliendo magari l'aspetto sentimentale, perché è chiaro che Colucci, Catalano, Iacono sono delle icone ad Agrigento, però con qualche chiletto e qualche anno in più è chiaro che non potevano fare grandi cose, però c'erano il piede di Catalano eccezionale. Personaggi come ancora in attività, come Lele Catania, che ricordiamo in Serie C, Lele Catania con Siracusa sta facendo veramente ancora grandissime cose. Urban Zibert, Magiro Capuano in formissima. È chiaro, al mister ho detto facciamo una squadra mista, giovani e vecchi, per evitare di far male agli avversari. Noi l'abbiamo già studiato nello spogliatoio, ho parlato con i ragazzi, dico ragazzi oggi dobbiamo perdere, è giusto così, dare spazio a loro, farli felici. Invece mister Pino Rigoli cosa vi ha detto? Pino Rigoli è stato in silenzio, mi ha detto mister pensaci tu, io mi godo un po' Agrigento dentro lo stadio, fammi annusare gli spogliatoi, voglio stare tranquillo, ci pensi tu, e così è stato. C'è stato un abbraccio anche con il signor Ciulla, tra l'altro da Pino Rigoli, con il signor Ciulla, grande tifoso dell'Acracas, in lacrime, ma lo faremo vedere nel corso della prossima puntata, perché veramente, credetemi, non siamo riusciti a montare l'enormità di materiale che abbiamo girato oggi pomeriggio. Io direi di andare con la Serie C, guardare i risultati della classifica e poi torniamo alla partita del Cuore Biancazzurro. Vediamo i risultati della classifica con Rieti Bisceglie 1-0, Vibonesi Juve Stabia 1-1, Viterbese Potenza 1-0, Casertana Regina 0-1, Cavese Monopoli 1-1, Trapani Rende 1-0, Francavilla Paganese 1-0, Sicola Leonzio, Catania 0-0, e si sta giocando anche Matera Catanzaro, che indirettamente interessa forse a mister Forziati, ma ne parleremo. Vediamo la classifica. Juve Stabia 39, Rende e Trapani seguono a 30, Catania 28, altre siciliane, Sicola Leonzio a 19, il Siracusa a 14 con una penalità. Il Catania forse ieri ha perso un'occasione per provare a riagganciare la vetta, mister Forziati. Beh, purtroppo lo diciamo con rammarico, perché parliamo di squadre, blasoni e soprattutto piazze importanti, ma il Catania sta perdendo più di un'occasione per fare il salto di qualità prima di fare il salto di categoria. Quindi c'è da lavorare, quindi auguriamo anche agli amici di Catania di poter lavorare serenamente e portare a termine quelli che sono i propri obiettivi. Però quest'anno, io ho detto già dal principio e proprio dalla genesi di questo campionato, avendo visto la Juve Stabia, mi aveva impressionato la fluidità di gioco, la velocità, i tempi e soprattutto l'intensità che la squadra stabiese metteva a disposizione del suo tecnico e del suo pubblico, e ritenevo la squadra tra le più, come dire, competitive per il raggiungimento della vittoria finale. Nessuno mi dava credito, però invece purtroppo per molti la classifica mi sta dando ragione. Però attenzione al Catanzaro, perché ritengo che anche il Catanzaro abbia allestito un'ottima squadra, possa uscire alla lunga. Però, a differenza di qualche anno fa, si è risicato il numero delle pretendenti al titolo. Tu l'anno scorso eri a Catanzaro? Io l'anno scorso ero a Catanzaro come vice, insieme a mister Dionigi, e quindi anche lì una buona esperienza, una grande piazza. E quindi esigente. Molto esigente, ma a me piace lavorare nelle piazze dove sono esigenti, dove c'è l'adrenalina, dove c'è, come dire, lo stimolo nella preparazione della gara, anche nelle relazioni col tifoso, se no non è calcio. Tra l'altro mi parlava
parlavi di Juve Stabia, Bruno Visente è il regista basso della capolista praticamente, Sì, di sì. Caro. No, io volevo dire una cosa, la classifica è giusta, non è che 39 punti alla Juve Stabia, Sì. 36 significa che Catania praticamente È a 11 punti è dalla un fallimento totale, scusate, 39 punti, 11 Mister punti Sottile è in discussione. se tu pensi che il Catania è stato costruito per fare il salto di categoria, si trova a 11 punti nel giro di Infatti a Catania non sono per niente contenti di quello, Assolutamente anche no. di questa stagione, tant'è che cominciano ad arrivare già da qualche settimana i primi mugugni e le prime critiche. È chiaro. Perché anche questo era un campionato dove il Catania cercava di programmare una promozione, soprattutto dopo le vicende estive. Attenzione che e poi probabilmente queste vicende Scusami, estive... stiamo vedendo intanto pareggio tra Matera e Catanzaro, 1-1, partita ancora in corso. Tra l'altro c'è da dire che il Catania aveva la possibilità addirittura di fare la Serie B, e quindi l'allestimento della Infatti, rosa è stato fatto probabilmente in maniera ha anche importante. influito questa, perché non dimentichiamo che il Catania ha cominciato a giocare a distanza di un mese rispetto a tutte le altre, e quindi Comunque posso dire una cosa da tecnico, a mio avviso o hanno sbagliato tipo di preparazione, perché la squadra è stata ferma per tanto periodo, no? Perché la B c'è, arriva, non arriva, o hanno sbagliato la metodologia della preparazione, prepararsi al campionato, o hanno fallito totalmente, perché la squadra poteva, come dici tu Enzio, doveva essere in Serie B, quindi hanno fatto una squadra. Io non entro in merito alle difficoltà che possono essere di preparazione o tecniche tattiche, io penso che probabilmente ci sia un problema di temperamento, a livello temperamentale e nell'approccio alle gare. A volte si può essere anche la più forte, io vedo spesso il Bari, una squadra fuori campionato per un campionato come quello della Serie D, però il peggior nemico del Bari è se stesso. Quando non affronta la gara con la giusta mentalità, il giusto approccio e soprattutto il giusto aplob, a volte si fa fatica anche con l'ultima in classifica, come è accaduto domenica scorsa. Ne parleremo tra poco del Bari e della Serie D. Torniamo alla partita del cuore biancazzurro. Siamo entrati nello spogliatoio degli All Star Sicily con tantissimi big dello spettacolo e del calcio. Vediamo, poi torniamo in studio. Sì, siamo contenti di essere presenti. Ringraziamo tutti anche per l'invito, visto che facciamo parte di questa All Star Sicilia, che è una squadra costruita per fare opere di bene in giro per la Sicilia. È giusto che siamo qua e siamo contenti di esserlo. Siete carichi per questa partita? Sì, per quello che si può essere carichi, nel senso che noi cerchiamo sempre di divertirci e di fare bella figura, quindi per questo siamo pronti. E invece Castiglia non c'è pure? No, non c'è. Ah, non c'è. Lo salva la rosa ad Agrigento per la partita del cuore, finalmente è arrivato il giorno. È arrivato il giorno e siamo contenti, siamo carichi, ma soprattutto vogliamo divertirci come facciamo sempre per tutte le nostre partite. Questa è una squadra che è nata proprio con l'intento di divertirsi, di giocare e di fare del bene, quindi grazie ad Agrigento che ci ha invitato per questa partita contro Akragas Legend, quindi insomma le vecchie glorie, le leggende, i grandi giocatori di una grande squadra come l'Akragas ad Agrigento, e quindi siamo pronti. Una leggenda avete però il nostro ex Davide Baiocco. Perché lui è leggenda dappertutto, appunto. Davide un arriva scrive la storia, vedi, l'ha fatta ad Agrigento, l'ha fatta a Catania, oggi gioca con noi, meglio, ce l'ho anche vicino di sfogliatoio, quindi insomma di seggiolino, va bene. Va bene, grazie Sa. Sì, diciamo che quando è un anno e mezzo abbiamo sposato il progetto delle All Star Sicilia, siamo venuti qui ad Agrigento per portare qualche sorriso e fare qualcosa di bello, poi tutto il resto viene dopo. Aldo, quanti cuori hai spezzato con il tuo ruolo di tronista uomini e donne? Ma l'importante è che ho spezzato quello di mia moglie, tutt'oggi la mia scelta è diventata mia moglie e abbiamo 2 splendidi figli, perciò l'importante è quello, ne è bastato spezzarne uno e mi sono sistemato a vita. Angelo Scaltriti, ha detto Stampa del Catania, oggi in veste di All Star Sicily. È un bel modo per condividere comunque un po' di sana pratica sportiva e soprattutto un ruolo sociale che il nostro presidente Luca Napoli ha voluto ritagliare per noi, e tutti insieme siamo lieti davvero di poter partecipare a questo evento. Tu hai già giocato qualche altra partita con gli All Stars? Conto 3 presenze, ognuna delle quali con un bel ricordo, perché si è trattato sempre e comunque di iniziative davvero formative anche dal punto di vista dello stare insieme, perché è segreto, se di segreto si può parlare delle All Stars, quello di mettere insieme personaggi che provengono da mondi affini ma non del tutto omogenei,
e quindi riuscire da questo poi anche a ricavare un senso di compattezza che appunto attraversa un po' tutti gli ambiti. A proposito dei mondi affini, forse poco omogenei, ti dico subito che nelle Agragas Legend giocherà una suora, Sor Patrizia. Beh, una bella sorpresa, del resto il calcio si apre in questo momento proprio ad una partecipazione diffusa e trasversale, proprio perché il calcio è come la musica, è un linguaggio universale, è un linguaggio che piace a tutti e quindi siamo pronti ad accoglierla e sfidarla in campo insieme a tanti grandi amici che hanno fatto la storia dell'Agragas. Che ruolo ti vedremo in campo, Angelo? Da terzino, perché più di quello non posso fare. Vabbè, è dare un contributo allo sport. Lo sport significa vita, significa aggregazione, significa salute, significa educazione, ci sono tanti bambini, tante scuole calcio, e regalare, diciamo, una giornata di festa a una città come Agrigento e soprattutto una società come l'Agragas che ha una storia. Siamo un po' decaduti ultimamente però. Ricordatevi che sopra le nuvole c'è sempre il sole, perciò cerchiamo di desistere, e soprattutto noi come All Star Sicilia, che è la nostra politica, il nostro presidente e padrono Luca Napoli, e dare un supporto a chi ha, tra virgolette, bisogno. Cosa dire? Agrigentini e Nisseni, no, i Nisseni sono la caratteristica, Agrigentini, cercate di venire allo stadio e lo sui che un gandozzo. È stata una bella festa di sport, Gerlando, oggi pomeriggio. Bellissimo. Guarda, io sono veramente così felice. Oggi è stato il coronamento di tantissimi sforzi durati almeno 3-4 mesi, dove per mettere ovviamente su questa organizzazione c'erano tantissimi aspetti da curare. Hai ricevuto 2 complimenti importanti, mi dicevi prima di iniziare. Diciamoli, dai. C'è stato in diretta dallo stadio quelli del Questore che mi hanno fatto veramente emozionare tantissimo, e poi qualche ora dopo mi ha chiamato anche il sindaco. Ad Agrigento, il comune, sono in piena attività e veramente hanno tantissimi lavori, non è potuto venire, mi ha chiamato per complimentarsi. Evidentemente quello che è accaduto allo stadio del Seneto Agrigento ha avuto comunque una cassa di risonanza e mi ha fatto veramente un enorme piacere ricevere questi complimenti. Non sono arrivati solo questi del Questore e del Sindaco, anche molti dei giocatori che sono arrivati si sono complimentati per quello che abbiamo fatto. E dico per quello che abbiamo fatto perché è vero che l'ho promossa io e l'ho organizzata io, però se non avessi avuto accanto tanti sostenitori, tanti amici, tanti tifosi dell'Agragas accanto, difficilmente sarebbe venuta così bella per come poi si è rivelata. Momenti di grande emozione anche quando è entrato lo striscione di Sofia. Abbiamo ricordato tutti i tifosi agragantini che non ci sono più. Abbiamo voluto proprio non dimenticare chi non c'è più, proprio perché era la festa dei tifosi dell'Agragas. La festa dei tifosi dell'Agragas coinvolge anche chi adesso non è più tra noi. Ovviamente c'era il papà di Sofia, il fratello Lillo e Giuseppe Tedesco, che hanno portato questo striscione che recitava "Stop alle stragi sulle strade", che è un tema anche questo importante e che va ovviamente affrontato, perché non è possibile, intanto non è possibile ed è contro natura dover assistere alla morte dei propri figli. Uno quando deve vedere i propri genitori morire è chiaro che è una cosa triste e brutta, ma è una cosa che è per natura, perché sappiamo che prima o poi andremo via tutti, però mamma mia, facciamo gli scongiuri. Dover assistere alla morte dei figli è una cosa insopportabile. E del resto abbiamo voluto ricordare anche altri ragazzi che non ci sono più, e che ovviamente fanno parte del mondo Agragas e hanno fatto parte certamente di quel gruppo di popolo biancazzurro che ha sempre sostenuto la squadra. È stato emozionante veramente questo momento in ricordo dei tifosi agragantini che non sono più tra noi. Adesso andiamo subito alla Serie D con i risultati in classifica. Città di Messina e Gela Virtus 2-1, Gela Castrovillari 0-1, Nocerina Turris 0-0, Palmese Locri 1-2, Portice Ciriale 2-0, Roccella Cittanovese 4-1, Rotonda Bari 1-2, ne parlavamo poco fa con Ezio, San Cataldese Messina 1-0, Messina sempre più giù,
Troina Marsala 1-0, appunto il Bari a 42 punti, in vetta a più 11 dalla seconda che è la Turris, altre siciliane, Città di Messina 22, Gela 21, San Cataldese 21, Troina 21, Aciriale 19, Messina 13, Gia Virtus 10. Dicevi di questo Bari, Ezio, ti vedo soddisfatto. Una correzione, non era 1-1 ma è 2-0. Ah, c'è intanto un 2-2-0 di Verona Pescara, era 1-1, avevano sbagliato evidentemente. Di Carmine, ha raddoppiato di Dunque Carmine. l'1-1 è stato... Non è più 1-1 è Matera. Ah, 1-1 era Matera Catanzaro. Dunque 2-0 raddoppio del Verona, allora. Raddoppio del Verona con Di Carmine. Bari. Per quanto riguarda il Bari non me ne vogliono gli amici delle altre squadre che sono davvero degli amici, addetti ai lavori, direttori, molti calciatori che sono presenti in questo girone, però quando si parla del Bari bisogna veramente fare chapeau, che l'allestimento della squadra è stato un allestimento importante, la famiglia De Laurentiis sta ricostruendo bene dalle macerie quello che è accaduto a Bari e che tutti voi penso che avete appreso dagli organi di informazione, e io ritengo che l'esempio Bari possa essere, e io mi auguro possa essere anche l'esempio dell'Agragas, che dalle macerie si possa ricostruire nel miglior modo possibile per risalire la china e soprattutto riproporsi poi nel calcio a cui la piazza merita. E c'è stato a tal proposito un momento che tu ti sei perso perché sei dovuto andare via, che riguarda proprio questo nuovo inizio. Io avevo già preventivato che ci sarebbe stato un momento, come dire, celebrativo, ovviamente era una sorpresa, non l'avevo rivelata prima, e c'è stato, con la consegna da parte delle cosiddette leggende dell'Agragas, della nuova maglia dell'Agragas ai nuovi giocatori. Sono stati introdotti i giocatori dell'Olimpica Agragas, sono stati presentati, sono giunti al centro del campo, di fronte uno ciascuno a una delle leggende, e il capitano di queste leggende, oggi era Matteo Colucci, ha letto un cerimoniale, una frase dove nella consegna della maglia indicava ai nuovi giocatori dell'Agragas, quelli attuali dell'Olimpica, l'importanza di questa maglia, l'importanza di ciò che questa maglia ti dà, di ciò che questa maglia anche in futuro ti saprà regalare, e la dimostrazione, caro Ezio, l'abbiamo avuta oggi, perché c'è stata una grandissima adesione da parte degli ex giocatori Agragas. Vuol dire che al di là dei problemi, al di là della geografia che ci colloca veramente alla fine di questo nostro paese, comunque Agrigento, l'Agragas ha lasciato qualcosa a tutti questi giocatori. Bene. Posso dire una cosa io? Prego. A proposito del Bari, il Bari rinasce come una rabbia fenice grazie a De Laurentiis, che non è di Bari. Noi speriamo che ad Agrigento arrivi Moratti, Agnelli, Della Valle, ma anche di meno, dai, voglio dire, ma non di meno no, perché questi big. Bari sì, Bari è una piazza diversa da Agrigento, ha fatto la Serie A. Tra l'altro ieri c'è stato pure De Benedetti al matrimonio di Enzo Bianco, c'è stato un matrimonio dal castello del sindaco, c'era il ministro c'è l'ex capo del governo Gentiloni, il ministro Del Rio, e c'era anche De Benedetti, Carlo De Benedetti, per cui magari invitiamo ma sono così ad Agrigento, perché se non abbiamo imprenditori che vogliono investire nel calcio ad Agrigento, dobbiamo per forza ospitare gente di fuori. Quindi... Spot e poi torniamo in studio. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it.
Bene, rientriamo in studio perché abbiamo un collegamento importante con le giocatrici, le bellissime e bravissime giocatrici della SEAP Aragona. C'è stata una cena di Natale in provincia dove attualmente appunto si trovano le nostre ragazze. Abbiamo voluto così mandare il saluto di Natale col presidente Di Giacomo, che dovrebbe essere in collegamento insieme a tutte le ragazze e lo staff della pallavolo SEAP Aragona. C'è qualcuno? Ecco, sento dei suoni, vediamo se la regia mi passa il video. Mi sentite? Pronto Nino, mi senti? Presidente Di Giacomo. Il presidente non mi sente. Salvatore, non si sente niente perché non ho l'auricolare, c'è un casino qua. Ah, e allora presidente, ci dobbiamo attrezzare e riproviamo subito dopo allora. Va bene? Avete auricolare di qua? Va bene, rientriamo in studio mentre il presidente Di Giacomo cerca l'auricolare. Ovviamente siamo in diretta, tutto può accadere. Vediamo subito risultati e classifica proprio del volley, che la SEAP Aragona ha giocato l'ultima partita dell'anno proprio sabato scorso, ha vinto a Termini Imerese contro l'Arde Palermo per 1-3, poi altri risultati: Mediolanum e Reggio Calabria Battipaglia 3-0, Castelvetrano Santa Teresa de Riva 0-3, Planet Pedale Reggio Calabria 0-3, Giarre Terasini 2-3, Nola Nemesi Stabia 0-3, ha riposato Catania per una classifica che vede sempre in vetta la Santa Teresa di Riva con 27 punti, Aragona con 24 all'inseguimento delle messinesi, il Giarre con 20, Catania e Reggio Calabria 18, chiude poi scorrendo l'aggregatore appunto la classifica il Battipaglia e Nola con 3 punti. Vediamo se il presidente Nino Di Giacomo è riuscito appunto ad agganciarsi con una cuffia. Se no io chiedo a Gerlando, le ragazze oggi sono state alla partita del cuore, abbiamo anche un servizio a Corredo subito dopo, che cosa ne tratta? Sì, dicevo che stamattina il programma prevedeva l'incontro presso la mensa della solidarietà con ovviamente non solamente Agragas Legend e All Star Catania, ma si sono unite a questa manifestazione sia la Pallavolo Aragona, sia la Fortitudo Moncada, sia l'atleta di casa nostra Giussi Parolino, i quali hanno tutti portato dei doni. L'abbiamo visto nel servizio. Scusami Gerlando, perché dovremmo avere il presidente Di Giacomo con tutte le ragazze in collegamento da questo ristorante della provincia. Presidente Di Giacomo, mi senti? Eccoti qua, ecco, vediamo tutte le ragazze. Non vale però, doveva invitare pure noi a cena stasera. Presidente, ora noi arriviamo, mi raccomando, ci conservi 4 posti, più altri 3 per i tecnici e la regia. Probabilmente il presidente non ci sente, però eccolo. Qua. Tra l'altro una vecchia conoscenza anche di Ezio Forziati, perché Nino Di Giacomo è stato direttore generale della Ezio. Sì, ricordi di... Lo saluto con molto affetto. Nino, una persona molto operativa, con tanto entusiasmo all'inizio dell'esperienza fatta insieme qui ad Agrigento. Però rinnovo quello che dicevo poc'anzi. Nino, hai sbagliato perché dovevi invitare anche noi stasera a cena. Quindi prepara qualche posto perché ti raggiungiamo. La stavo a borsa, la stavo... Niente, non ci sente Nino, però abbiamo visto le ragazze, le vedremo nei servizi a seguire. Salutiamo il presidente della SEAP Aragona, augurando ovviamente buon Natale a tutti, a tutto lo staff e a tutti i tifosi della SEAP. Proseguiamo con un altro servizio. Questo è un servizio che diciamo, per quanto mi riguarda molto toccante. Sapete le condizioni appunto di mio padre che non sono delle migliori, e abbiamo realizzato una sorpresa anche grazie a Gerlando, che ha fatto arrivare i tanti big agragantini. Non ha potuto raggiungere lo stadio, mio padre voleva tanto, purtroppo questa brutta malattia che lo ferma, la SLA, gli ha impedito appunto di essere oggi allo stadio Esseneto. Allora abbiamo realizzato questo servizio, guardatelo, poi rientriamo in studio. Lui è Elio, un grande tifoso dell'Akragas. È stato lui a far conoscere il calcio e la squadra biancazzurra ai suoi figli Salvatore e Giuseppe. 3 anni fa ha scoperto di essere affetto da SLA.
una malattia genetica degenerativa che pian piano porta al blocco totale dei muscoli del corpo. Tutto si ferma prima o poi: braccia, gambe, voce, polmoni. Tranne il cervello e la vista tutto funziona. Quelli rimangono perfettamente intatti. Il calciatore Stefano Borgonovo, Stephen Hawking sono solo alcuni dei soggetti colpiti da questa grave patologia. Ecco, ora che vi ho spiegato cos'è la SLA, torniamo all'Acragas. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be. Oggi c'era la partita del cuore bianco-azzurro, un revival di campioni acragantini che hanno sfidato un'altra squadra di campioni e personaggi dello spettacolo. Papà Elio voleva esserci, lo ha ripetuto per giorni. Purtroppo i medici gli hanno sconsigliato di uscire, soprattutto per le condizioni del tempo. Lui non può più nemmeno seguire le partite dell'Acragas e ripete sempre: non importa la categoria, l'importante è sostenere la squadra della tua città sempre. E sapete, i tifosi, gli allenatori e i giocatori dell'Acragas vengono soprannominati giganti, perché la mitologia greca parlava di questi esseri enormi, i telamoni, che popolarono la nostra città tanto ma tanto tempo fa. Chi diventa un gigante deve comportarsi da tale e non può esimersi dal combattere tenacemente nel volere qualcosa o nell'affrontare qualcuno al tempio. E la storia dice che quando un gigante non può andare al tempio perché ferito o impossibilitato a venire, sapete che accade? Sono i giganti che vanno da lui. To more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Eccoci tornati in studio, ovviamente grandi emozioni, anche perché la cosa mi riguarda direttamente, ma devo ringraziare Gerlando soprattutto perché mi ha dato la possibilità di far venire due campioni come Pino Rigoli e Ciro Capuano, che sono stati subito disponibili e hanno accettato di buon grado di fare la sorpresa appunto al gigante ferito. Gerlando. Io ringrazio te perché oggi la giornata per me, dicevo, è stata molto emozionante e quest'ulteriore servizio
mi ha commosso ancora di più, quindi Salvatore ringrazio io te, perché questo è un regalo che fai a tutti noi, perché noi viviamo di emozioni e quando l'uomo smetterà di vivere di emozioni credo che il mondo è finito. Abbiamo la necessità tutti di cercare l'emozione, di cercare tutto ciò che ci porta a gioire, tutto ciò che ci porta alle cose belle della vita. Mister De Carlo. È chiaro che non ci sono parole per esprimere l'emozione che io ti dico semplicemente una cosa: vivi a contatto con tuo padre in qualsiasi momento della giornata, certo. Parla sempre con tuo padre, ascoltalo se ne hai la possibilità, respira la sua aria, respira quello che lui ti può dare, perché quando non ci sarà più, mi auguro più lontano possibile e che non soffra, avrai veramente tanto che conoscendolo, caro De Carlo, a quest'ora farà gli scongiuri. No, vedi, ascolta, io ti dico perché lui l'ha presa molto in filosofia questa cosa. Io da uomo di fede certo, che ha perso una sorella a 29 anni e un nipote a 23 anni, ti dico che grazie alla perdita di mia sorella, come dire grazie, assurdo, hai apprezzato di mio nipote, io ho acquistato qualcosa in più, quindi sì, io voglio ripristinare un po' il tono positivo della trasmissione, della giornata, perché voglio mettere un punto esclamativo. Se la partita del cuore biancazzurro è servita solo per questo sorriso che ha visto protagonista tuo padre, io credo che è stato un grande successo. Bravo. Benissimo, grazie a Ezio. A questo punto noi dovremmo avere il basket, cambiamo completamente argomento, servizio che riguarda le interviste a Mister Ciani, Evangelisti e Cuffaro della Fortitudo, poi torniamo in studio. Niente, giocavamo con una delle squadre più forti del campionato, ci è mancato da parte nostra qualcosina che dobbiamo mettere a posto, ma abbiamo visto che ce la possiamo giocare anche con la più forte del campionato. Probabilmente nel primo quarto si è pregiudicato un po' la partita. Ma no, perché alla fine l'avevamo ripresa, sono episodi poi in queste partite ti fanno la differenza, l'importante è che abbiamo dimostrato di avere quel qualcosa in più che ci rende uguali alle prime del girone. Sono stati dei piccoli errori che ci hanno, diciamo, determinato questa sconfitta, diciamo, e quindi niente, sono stati anche bravi loro, comunque era una squadra prima in classifica, non per niente. Sì, si è sfiorata ripresa, devo dire che dobbiamo essere molto soddisfatti del gioco che abbiamo espresso, della mentalità, dell'atteggiamento, della capacità di reagire all'ennesimo accadimento negativo che è stato l'infortunio di Zilli dopo pochi minuti. Quindi la squadra ha avuto sicuramente un comportamento e una capacità di tenere il campo contro la prima della classe assoluta. Ci rammarica oggi che qualche tiro libero sbagliato di troppo, un paio di canestri facili sbagliati, cioè oggi veramente siamo a rammaricarci per 2 o 3 episodi banali che avrebbero potuto nonostante tutto farci vincere questa partita, quindi abbiamo un po' ci rimane l'amaro in bocca della sconfitta, ma dobbiamo ripartire dalle cose positive e continuare su questa strada. Benissimo, subito risultati e classifica della Serie 2 di basket, vediamo Bergamo Cassino 83-75, Leonesi Roma Rieti 87-80, Legnano Tortona 57-77, Fortitudo Virtus Roma 83-87, Scafati Casale Monferrato 101-89, Biella Trapani 84-76, Treviglio Latina 102-84, Orlandina Siena 93-78 per una classifica che purtroppo ci vede scivolare al terzo posto e la Roma vola sempre più in alto a 18 punti, segue Bergamo con 16 che ci supera e a 14 punti ci sono molte squadre oltre alla Fortitudo e Agrigento, anche Rieti, Casale Monferrato, Roma, Orlandina e Biella, poi chiude Cassino a 2 punti con Trapani a 10 punti, sì. Trapani 10, poi chiude Cassino a 2. Giorgio, tu hai visto solo il primo tempo? Ho visto solo il primo tempo ed è stata sin dai primissimi secondi una gara ad altissimo livello, dove però da tifoso agrigentino, da tifoso della Fortitudo, non ho gradito tantissimo i falli di Roma, soprattutto nel primo quarto. Hanno giocato, ritengo,
troppo fallosamente, hanno aggredito eccessivamente, creando veramente non poca irritazione nel pubblico del Palamongata. Non dimentichiamo che la Virtus Roma aveva con sé nel suo roster ben 2 ex giocatori NBA, per cui la stiamo dicendo tutto, 2 giocatori NBA che praticamente valgono quanto tutta la rosa della Fortitudo. Beh, ma loro hanno aggredito dal primo minuto. La Virtus Roma, l'atteggiamento che ha messo in campo nei primissimi minuti, cioè proprio da subito, è stato l'atteggiamento di chi aveva paura della Fortitudo e dei ritmi della Fortitudo e ha voluto imprimere il proprio ritmo e fare capire, insomma, che questa partita si sarebbe giocata così. Nonostante questo, appunto, siamo arrivati proprio a pochi punti dal pareggio, dall'eventuale sorpasso con la Virtus Roma, ma non demoralizziamoci, diciamo nel prossimo a gennaio con il girone poi di ritorno avremo modo sicuramente di rifarci, di continuare a sognare con questa splendida Fortitudo. Allora io direi di far partire adesso, tornando alla partita del cuore biancazzurro, prima di parlare di Akragas, uno sketch che riguarda Salvo La Rosa e Peppe Catalano, che si sono praticamente rivisti dopo molti anni, perché Salvo La Rosa appunto seguiva Catania e Messina negli anni 80 calcisticamente parlando, e dunque ha dei ricordi molto importanti di Peppe Catalano. Guardiamo cosa è successo. Ciao, quante cose belle raccontate? Quando l'abbiamo fatte, è bello. Che fai? Tu continui con la Agrigento? Sì, ormai da 30, 40 anni. Ormai Agrigento? Sì. Quante partite ho raccontato? Anche derby facciamo, ti ricordi? Quale partite? Io mi intrometto subito. Quale partite? Messina-Catania. Messina-Catania. Lui giocava e io raccontavo, è stata una cosa bellissima. Spettacolare, un grande. Lo è sempre stato comunque, bravo. Il re di Udine però, non dimenticate. Vabbè, Udine dopo, prima è stato a Messina, gli anni migliori Messina, i derby con Catania spettacolari. Devo dire che derby bellissimi, tirati, combattuti, ma soprattutto c'è una grande amicizia poi insomma anche tra di noi, quindi averlo rivisto qui è stata una grande anche per me, mi sono tanti anni. E quindi giochiamo una cosa bella, però la differenza fra me e lui è che io parlo in yoga e siccome oggi si yoga siamo consumati. Grande, ciao, sì. Bene, grandissimo abbraccio tra questi 2 grandi amici, Salvo La Rosa e Peppe Catalano. È stata anche una festa, Gerlando, chiamiamola di ricongiungimento tra persone che non si vedevano da anni. Era una reunion a tutti gli effetti, non solo da parte dei giocatori Akragas. Intanto dico, è stato un'ulteriore emozione vedere ad esempio in campo Zibert dialogare con Colucci. Dico, 4 generazioni a confronto, cioè è stato uno spettacolo nello spettacolo e non finiremo mai di ricordare queste immagini. E poi è stato bello perché ad esempio Salvo La Rosa ha rivisto Peppe Catalano, ma anche lo stesso Davide Baiocco con la tutina verde ha fatto eccezionale sempre Baiocco. Ci servirebbe probabilmente anche credo che adesso lo chiederemo al vicepresidente dell'Akragas, Enzo Nocera. Buonasera Enzo. Enzo, mi senti? Buonasera a voi, gli ospiti di studio. Ciao Enzo, parlavamo di un Davide Baiocco che potrebbe tornare utile alla causa biancazzurra, che mi dici? Beh, certo, il livello di promozione effettivamente ci fa vedere giocatori con molti anni sulla carta d'identità. Davide Baiocco sì, certo, fa la differenza in questo torneo. Parliamo dell'Akragas allora, una splendida vittoria ieri contro la Gattopardo per 3-0, sono arrivati nuovi giocatori, quel 7 Case che ha dato prova e dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, della sua classe, soprattutto evidenziata in questa categoria. Enzo, abbassa il volume perché c'è il ritorno. Avete dato giustamente ampio spazio all'Amarcord, all'Akragas di qualche anno fa. Adesso però la storia appartiene al passato, il presente è costituito dal momento calcistico che è formato dall'Olimpica Akragas, che dopo le gestioni disastrose di qualche mese addietro riparte dal campionato di promozione.
È un progetto calcistico di rilancio, un progetto calcistico che è stato sposato da alcuni sportivi agrigentini. Da qualche settimana questo gruppo di soci fondatori è stato integrato da altri sportivi. Ricordo il dottore Bottone che è stato nominato presidente, poi Giuseppe Brungo direttore generale, ma vi sono tanti altri validi collaboratori che stanno cercando appunto di riportare il calcio biancazzurro a livelli consoni al blasone. Enzo, parlami dei nuovi acquisti. Ma i nuovi acquisti, ieri che ha visto la partita ha notato appunto una squadra completamente differente rispetto alle ultime prestazioni. Maniscalco ha dettato i tempi al centrocampo, Michele in questa categoria è un fenomeno, poi Cimino è un esterno che sa spingere bene lungo la sua corsia di preferenza. Ha tesserato anche un centrale difesa, Chiazzese, che proviene da Ragusa Eccellenza. Molto probabilmente si cercherà un centrocampista, quindi una squadra che rispetto all'inizio di stagione è stata sicuramente rivoltata e che nelle prossime 15 partite di campionato saprà dire qualcosa per restare il più in alto possibile. Certo, recuperare 9 punti rispetto alle 2 battistrada è un po' difficile, però questo non significa non tentare, anche perché l'Olimpica Akragas giocherà gli scontri diretti in casa, 9 partite in casa, 7 fuori casa, di conseguenza le probabilità sì sono ridotte, ma bisogna tentare appunto di vincere il più possibile. Vediamo il risultato e classifica, scusami Enzo, mentre tu continui nel tuo ragionamento, parliamo anche dell'iniziativa Sosteniamo l'Akragas. Ci sono state molte adesioni e molte ce ne dovrebbero essere nelle prossime ore, quando vediamo i risultati. Beh, è stata un'iniziativa provocatoria, perché una società di calcio vive attraverso i tifosi. La dirigenza deve soltanto gestire il quotidiano, ma sono i tifosi la vera anima di una società di calcio. Con questa iniziativa, che come ripeto è stata un'iniziativa provocatoria, abbiamo cercato di dare un piccolo contributo alla società. 128 membri fanno parte di questo gruppo Facebook e devo dire che le azioni arrivano da diverse parti d'Italia e non solo. Riceviamo bonifici dalla Spagna, dal Belgio, dalla Germania, qualcuno dal Canada e poi da tanti centri della penisola. Anche gli agrigentini ovviamente stanno cercando di dare il loro contributo. Abbiamo già chiuso il mese di novembre, tra qualche giorno chiuderemo il mese di dicembre. Il nostro obiettivo è il coinvolgimento totale degli sportivi biancazzurri, perché attraverso questa condivisione di un progetto si può realizzare un qualcosa di positivo, perché Agrigento merita una categoria importante. Non illudiamoci, la Lega Pro è stato un momento di passaggio, la città non è ancora attrezzata dal punto di vista dell'impiantistica e fare dei voli pindarici mi sembra davvero illusorio. Bisogna vivere la realtà, bisogna vivere il presente oggi è costituito appunto da questa società calcistica, da una situazione impiantistica che va migliorata e dopo dei passaggi necessari si può progettare qualcosa di diverso rispetto ai campionati dilettantistici. Ok, grazie Enzo. Nel frattempo guardavamo la classifica, siamo praticamente a 3 punti dalla zona playoff, importantissima perché consentirebbe all'Akragas di spareggiare in 2 partite e giocarsi l'eccellenza, vero mister Di Caro? Sì, anche se c'è un errore nella classifica. Per quanto mi riguarda, ci avete messo nella zona play-out quando noi oggi siamo salvi, perché noi abbiamo lo scontro diretto con la Gattoparda, abbiamo vinto per 3-0, quindi siamo noi
sopra e non comunque non cambia nulla, perché è cambiato ancora il ritorno, si deve tutto fare. Io ti dico solamente una cosa, io ho giocato con tutte le squadre, ho giocato con Salemi che è primo, noi abbiamo perso al 94esimo a Salemi con un gol in fuorigioco sbandierato dalle guardaline e l'arbitro l'ha fatti continuare, hanno fatto pure i gol. L'Agras ci ha preso 3-0 e si è parlato di quella partita come se l'Agras avesse giocato contro il Real Madrid. Io ho detto più volte, lo ripeto, da Cragantino dentro, pur allenando a Libertas, che l'Agras, se continua a fare bene come sta facendo per ora, con i nuovi innesti, molto probabilmente può arrivare a raggiungere Salemi, e vi spiego perché. Consideriamo già lo scontro diretto, se loro, certo, loro devono vincere in casa, sono 9 punti, se ne vanno a 6, Salemi deve fare tanti altri scontri, l'Agras ce li ha tutti in casa queste partite, e giocare all'Essaneto non è facile per nessuno, a prescindere dal valore della squadra o meno. Ma anche perché con questi rinforzi che ci sono stati del centrocampista, adesso mi sfugge il nome, di Maniscalco, che ha destato veramente grande impressione, anche perché più di quelli che sono andati via, Maniscalco ha dato proprio la sensazione di saper bene manovrare e dare un'identità a questa squadra. E poi, come diceva giustamente anche Enzo, ma dico era palpabile, ce ne siamo accorti tutti, 7 case è stato dirompente. Sì, per la categoria è un giocatore veramente, come dicevano in tribuna, è il Cristiano Ronaldo della promozione. Io chiuderei con Enzo, che ringrazierei, però Enzo una chicca me la devi dare, so che c'è in arrivo, o almeno giravoce che arriva, che dovrebbe arrivare un altro forte giocatore, è vero o sono solo rumors? No, non abbiamo più Nocera. Va bene, allora... Sì, Enzo, ti chiedevo se sono vere quelle voci che danno un altro grande acquisto in casa Akragas, oppure ci fermiamo così con la campagna acquisti? Nocera? Nocera probabilmente aspetta da casa il ritorno della TV, perché non mi sente direttamente dal telefono. Non ci sei, Enzo? No, Enzo non c'è, lo ringrazio comunque per l'intervento, so che dovrebbe arrivare qualche altro giocatore. A proposito di Alessandro Di Caro, io sono rimasto piacevolmente impressionato dalla partita con Racalmuto e Akragas, perché durante un episodio, quando l'arbitro praticamente ha fatto ripetere il calcio di punizione, c'è stata una punizione di un suo giocatore, ha colpito in faccia l'arbitro, la palla è terminata in angolo. Sì. I giocatori si stanno affrettando ad andare a battere il calcio d'angolo, invece ha fatto ripetere probabilmente da regolamento e così ha fatto ripetere la punizione. Tu, rivolgendosi con Maurizio Capraro, che era dietro praticamente la tribuna, gli hai detto, non lo so che cosa ha fatto. Il regolamento, allora, l'arbitro fa parte del gioco, l'arbitro è come un palo. Se era gol... Se era gol era gol. Invece, quindi se è andato in calcio d'angolo fammi battere il calcio d'angolo, perché mi fai ripetere la punizione? Io a mio favore in quel momento, perché mi fai battere la punizione? Tu, non lo so, in quel momento forse il tuo cuore Cragantino batteva più forte di quello di Sì, ma vedi, noi abbiamo perso con l'Akragas perché l'Akragas è più forte di noi, perché io ripeto una squadra di ragazzini, anche se abbiamo perso, messi bene in campo, bravo, anche se abbiamo perso con 3 gol in fuorigioco nettissimi, e il migliore in campo è stato Gino Casella, non va dimenticato. C'è quel Cosma che il secondo tempo noi abbiamo fatto 1-0 noi, loro hanno fatto gol e li abbiamo tenuti nella loro metà campo, quindi la dice lunga sulla partita, che poi hanno vinto perché sono cinici, bravi a sfruttare le 3 occasioni date da noi e soprattutto dal guardalini. Però se andiamo in eccellenza sei contento? Dimmelo. Felicissimo, io mi auguro che l'Akragas possa arrivare in C, così vediamo di nuovo Ezio qua, che possa arrivare in B, che possa arrivare in A e fare la Champions League. Ok, mi fanno il segno proprio di stringere subito, partita del cuore. Abbiamo un servizio che riguarda Peppe Castiglione, Zibert, Capuano e Ciccio Nobile. Allora, un capellone, due capelloni, va, che dici? Lui è un grande capellone, io purtroppo andando sulla fascia ho perso tutti i capelli purtroppo, però siamo qui per un'opera del bene, sono felice e contento quando mi chiamano e sono contento e orgoglioso di aver fatto parte di questa storia dell'Akragas. Anch'io dico, sono orgoglioso di essere qua e rivedere questi campioni, perché per me sono campioni, quelli che hanno dato vita all'Akragas in certe categorie, e quando sono queste cose per beneficenza e vederli qua
là si vede la personalità che avevano quando giocavano e le grandi persone che sono ora, venendo e lasciando magari le famiglie. Questa è una grande cosa, li ringrazio di cuore. Anche il grande Urban Zibert è oggi ad Agrigento per la partita del cuore. Sì, anche io sono arrivato. Quando ti vedremo con la maglia biancazzurra di nuovo, Urban? Magari quando Akragas torna ai certi livelli, speriamo più presto possibile. Tu sei alla Regina adesso? Sì. No, sta procedendo bene, dai, stiamo andando bene, abbiamo qualche problema di società, ma alla fine in campo stiamo facendo ottimi risultati. Dai. Cosa ti manca di Agrigento, Urban? Tante cose, dai, amici, sto stadio. Gente, Sicilia, mare, tutto. Bello, è un ritorno veramente emozionante, veramente speciale. Ho accettato questo invito perché giustamente per riprovare quell'emozione che ho lasciato un po' di anni fa. Sarà veramente una bellissima partita, un bellissimo evento. Subito Suor Patrizia, un minuto di servizio che riguarda la bravissima Suora che è entrata in campo durante la partita del cuore. Suor Patrizia in campo con l'Akragas Legend. Sì, per me è una grande emozione ritrovarmi qui a calpestare di nuovo l'erba del Prato. Mi piace sapere che siamo squadra perché lo sport credo che sia una delle cose che unisce e oggi unisce nel bene. Siamo tutti qui in campo con un cuore solo per esprimere la nostra solidarietà verso chi è più povero e bisognoso. Patrizia in che ruolo giocherà? In attacco, sarò il bomber della squadra, spero. Okay. Anche la fantastica Suor Patrizia, torniamo in studio per l'ultimo servizio Dulcis in Fundo, prima degli altri risultati, riguardo un nostro ospite che non sapeva di questa intervista. Vediamo, poi torniamo in studio. Suor Patrizia in campo, no. Dovrebbe esserci anche la signora Forziati, moglie di Ezio, ex allenatore, secondo allenatore dell'Akragas, alla partita del cuore biancazzurro. Sì, e per me è un piacere, un onore essere qui, anche perché ricordo con piacere questa città. A me è piaciuta tanto, sin dal primo giorno che sono arrivata qui. Non sono stata tanto tempo perché, essendo di Bari lavorando, è stato sempre un fuggi-vai. Però la ricordo con piacere, siete una città calorosa, mio marito ho visto che si è trovato benissimo perché mi trasmetteva sempre le sue emozioni, quindi che dire, speriamo mantenga questo tempo, che vada tutto bene. Ezio, non te l'aspettavi? Beh no, non me l'aspettavo, insomma, solitamente quando intervistano le mogli noi non le vogliamo vedere. Tu sei anche protagonista anche nelle trasmissioni pugliesi, invitato praticamente da tutte, diciamo quali sono le TV, dai. Beh sì, sono in diverse TV pugliesi, adesso è inutile citarle una dura, Antena Sud, Teleregione, però al di là di questo ti dico con molta franchezza, non vedo l'ora di ritornare in panchina perché il mio lavoro è sul campo. Allora, volevo ricordare un'iniziativa di Basilio Borgo che parte del ricavato della vendita dei suoi libri andranno alla Olimpica Akragas. Oggi tra l'altro Basilio, in occasione della partita del cuore biancazzurro, ha donato libri a Zibert, a Jacqueline Donascimento e alla famiglia Chiavaro. Subito Eccellenza con i risultati della classifica, vediamo perché siamo in chiusura. Eccellenza, risultati e classifica, abbiamo avuto la vittoria del Licata e anche del Canicattì, se non sbaglio, mister Di Caro, per cui non è variata tanto la classifica. Vediamo proprio le agrigentine: Profavara Marsala 3-0, sorprendente questo risultato, Mazzara Licata 0-2 e il Canicattì ha battuto il Dattilo 2-0, per una classifica che vede le due agrigentine contendersi il primato, Licata 37, Canicattì 36, dunque fino all'ultimo si giocheranno la Serie D queste due squadre della provincia di Agrigento. Il Profavara infatti però è in ripresa perché ha 15 punti, appaiato con il Palermo, farà di tutto per evitare i play-out. Licata, Canicattì, che dice mister Di Caro? Ma io ho detto sin dall'inizio se la giocheranno in tre, Licata, Canicattì e Sant'Agata, quindi alla fine chi terrà alto il morale, chi vuole veramente vincere il campionato lo vincerà. A mio avviso le due squadre più importanti che sono proiettate sono il Canicattì e il Licata. Lo scontro diretto secondo te deciderà? Sì, il terzo incomodo è Sant'Agata. E poi un applauso va al Profavara, la Profavara che ha fatto 6 punti
nell'arco di 3 giorni. Sì, il recupero col Caccamo, il recupero e poi ha sbaglio. vinto ieri la partita 3-0, quindi l'ex squadra di Gerlando Contino, possiamo dire ormai ex squadra perché è in attesa. No, ma lui è ancora della Pro Favara, ha avuto quel problema di squalifica di 5 anni, speriamo che tutto possa rientrare. Conoscendo Gerlando, secondo me Gerlando è una persona splendida, impossibile, guarda, io non l'ho mai visto a morire una volta, figurati se dare un pugno a un arbitro. Prima categoria, risultati e classifica, anche qui ci sono state delle sorprese importanti. A Gira Master Pro San Cataldo 2-2, e questa è proprio la sorpresa. Raffatali che ha battuto Branciforti 1-3, l'Armerina Caltanissetta 2-0, l'Aragona con la Infortese 2-3, Gemini Ravanusa 1-1 e l'Empedocline che ha vinto a Caltanissetta con la Nissa 2-0, per una classifica che vede in vetta l'Armerina, Piazza Armerina 27 punti, Master Pro San Cataldo ed Empedoclina scivolano a 26, ma si avvicina anche il Raffatali a 22 punti, poi c'è proprio uno stacco tra Raffatali e Ravanusa a 14, dunque se la giocheranno queste prime 5 squadre. Io parteggio, ti dico la verità, per l'Armerina, perché io sono originario di Piazza Armerina, mio nonno è proprio della provincia di Enna, non mi dispiace la Piazza Armerina. Io parteggio per l'Empedoclina perché sono stato il tecnico che ha portato l'Empedoclina in promozione e ci tengo a loro tantissimo perché ho tantissimi amici, tanti ex calciatori, tra l'altro l'ultimo venerdì scorso abbiamo dato un nostro giocatore, Gabriele Russo, all'Empedoclina. Quindi si è rafforzata l'Empedoclina? Sì, si sono rimborsati tantissimo. Calcio a 5 Serie B, classifica e prossimo turno abbiamo l'Acragas Futsal, questa è la pallamano, calcio a 5 Serie B con l'Acragas Futsal che ha battuto il Regal Buto 7-6 in rimonta, Ispica Melilli 4-6, Real Parco Catafora Real Parco 6-2 e via via tutte le altre. Vediamo la classifica direttamente con l'Acragas Futsal che dovrebbe trovarsi praticamente nella parte sinistra del tabellone, finalmente a 13 punti. Peccato per quei 2 punti persi con l'ultima in classifica domenica scorsa, sabato scorso, ma l'Acragas punta dritta ai playoff che credo ci siano in questo torneo. Sì, chiedo aiuto. Sì, come no. Io ho fatto calcio a 5 per circa 8 anni. Il tecnico attuale, perché Castiglione era un mio ex calciatore, e tanti altri ragazzi, auguro di poter far bene, anche se è il primo anno che fanno la B, quindi anche se si salvano è già un risultato importante. Io dico che Mister Di Caro in un'altra piazza più importante, De Caro, scusami, per esempio al nord avresti fatto carriera perché sei secondo me un grande esperto di calcio, Alessandro. Ma non è solo quello, il problema è la piazza di Agrigento che... Io dico sempre, come ho detto pure a Ezio, se dietro non hai qualcuno che ti spinge non vai da nessuna parte, perché tu vuoi essere bravo quando mai, poi alla fine io ho avuto quel passaggio alla Reggiana quando dall'Acragas alla C poi successe quello che è successo. Quindi. Pallamano femminile, Serie 2 risultati. Questa è la pallamano maschile, va bene, lasciamola. Ha vinto la Girgenti pallamano e dunque si è confermata al secondo posto. Vediamo la classifica subito dopo i risultati, con Albatro a 12 punti e appunto la pallamano Girgenti a 10 punti con 6 partite giocate. Scorrendo dovremmo avere forse, se non erro, anche la classifica marcatori con un agrigentino tra i primi 10 nella top 10 dei marcatori. Dovrebbe essere Cirasa al sesto posto con un altro giocatore appaiato. Se non c'è andiamo avanti con... non c'è, va bene, ricordavo male, comunque Cirasa è al sesto posto nella top 10. Abbiamo finito. abbiamo finito, abbiamo il 10° servizio. Come? No, mi dico qualcosa della regia che non ho compreso. I parziali, ecco, sì, Verona-Pescara, allora Verona 3-1, è terminata 3-1 Verona-Pescara, mentre Matera-Catanzaro 1-1, ma è finale? 87esimo, mi dicono la regia, dunque ancora potrebbe esserci qualcosa, non arriviamo comunque a dare... quella lì è ormai finita, 3-1 è finita. Benissimo, adesso io ringrazio, perché in chiusura abbiamo un ultimo servizio che riguarda uno sketch fatto con le giocatrici della pallavolo Aragona, però ne approfitto intanto per salutare e ringraziare Ezio Forziati. È stato davvero un piacere averti qua dopo 2 anni, se non sbaglio, Ezio, 2 anni, sei un grande professionista oltre che un sapiente intenditore di calcio a tutti i livelli, dunque posso solo dirti grazie. Grazie a voi per l'invito, e per me è stato un onore e soprattutto un piacere ritrovarvi,
Dicevo all'inizio della trasmissione che per me un investimento importante a costo zero sono le relazioni, voi ne siete una testimonianza e per me è stato un piacere tornare ad Agrigento, incontrare voi e vivere questa splendida giornata insieme a tutti gli agrigentini. Lo vorrei ogni settimana un ospite come Ezio e anche come Alessandro Di Caro, perché ci ha dato tante importanti informazioni su tutto, dalla Serie B fino al calcio a 5. Grazie. Figurati. Alessandro. Grazie a voi, devo ringraziare Gerlando per avermi dato questa grande opportunità e di farmi emozionare ritornando là nella panchina della mia Akragas. È stato per me un onore poterli dirigere, giocatori che hanno fatto anche la storia del calcio nazionale e non. Fammi ringraziare, prima che lo dimentico, anche Federica, che è stata la voce del servizio che ha riguardato mio padre, una importante doppiatrice di livello nazionale, per cui grazie Federica per il contributo che hai dato al servizio. Gerlando? Io ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato, da Alessandro ad Angelo, a Marta, a Ciro, a Diego, a Gaetano, ad Alessandro, ce ne sono veramente tantissimi, vi ringrazio tutti, senza di voi non avrei mai potuto realizzare questa bellissima manifestazione. Ringrazio anche Beppe Amorelli, così come Giussi Parolino, che sono stati veramente sempre costantemente accanto a noi, e anche a te Salvatore che sei stato vicino con il tuo lavoro prezioso. Grazie a tutti. Ci siamo spesi ovviamente con piacere, io colgo l'occasione perché questa è l'ultima puntata dell'anno per fare gli auguri di Natale e di buon anno a tutti i nostri telespettatori e sportivi, dalla pallavolo alla pallamano passando dal calcio al calcio a 5. Ci rivedremo l'anno nuovo a gennaio con nuove importanti puntate di A Tutto Campo. Vi ricordo il 24 una puntata speciale di A Tutto Campo con il meglio di queste prime 12 puntate, poi il 31 l'importantissimo film dell'Akragas che abbiamo realizzato, davvero ci siamo spesi tantissimo, 6 mesi di lavoro per realizzarlo, e in prima visione lo faremo vedere appunto su Televideo Agrigento il 31 gennaio alle 21, una prima assoluta perché non è mai stato visto. Volevi dire qualcosa? Sì, dulcis in fundo, anche io ringrazio la mamma per tutto l'aiuto che ci ha dato in questa, anche la mamma ha collaborato. Evviva le mamme, auguri, Evviva le mamme. Auguri a tutti e buon anno e buon Natale. Buonasera a tutti, benvenuti alla partita del cuore bianco-azzurro. Siamo qua in diretta con la special guest Tina Marangon. Saluta. Ciao a tutti. Con Salve. Non parlo. Salve a tutti, ciao. Direttamente dal Brasile, solo per noi. Ciao a tutti. Jacqueline Forza Akragas! Basta, finita qua nostra diretta. Brava. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it.